Gallius, Graham Weisel, Guapagriff, Grace VGL, Gioiello DSE che scatta subito al comando, in poche battute sopravanza Grace VGL, mentre è partito con molta cautela Trap Prince Torresen, che figura in quarta posizione alle spalle anche di Gallius. Al comando subito dunque l'allievo di Manuel Pistone, che ha chiuso netto favorito. Completa in 15,6 i primi 200 metri di gara e il quarto in 32,4. All'esterno avanza invece Gallius. Gallius si presenta sul leader, a contatto c'è Grace VGL, dalla corda ha spostato anche Trappin Torresen che va a prendere la scia di Gallius. Dopo i primi 648,7 comanda comunque Gioiello DSE, tallonato sempre da Grace VGL. Una terza pariglia è formata da Giaguaro e Graham Weisel, poi un'ultima con Guinness, Matley e Guapo MD. Intanto 1,4,7 per gli 800 metri, metà della penultima piegata, situazione tattica invariata, al comando è Gioiello DSE nei confronti di Gallius all'esterno, alla corda Grace VGL, al largo Trappins Torresen non cambia niente dopo 1 chilometro in 1,20,5, fin qui ha graduato a piacere il battistrada, ora scatta in terza ruota Trappins Torresen, 400 all'arrivo. Cala Gallius, viene via Trappins, non è perfetto ma cerca di avvicinare il leader mentre serra sotto anche Grace VGL. Cala Gallius, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, si presenta in vantaggio Gioiello DSE inseguito da Grace VGL, poi all'esterno Trappin Torresen, finale con Gioiello DSE che riparte e vince nei confronti di Trappin Torresen, che nel finale ha ragione di Grace VGL. 1,18 il ragguaglio conclusivo, 32 a chiudere. Ci ha messo un po' a ingambarsi Trappin Torresen, alla fine ha ripreso il secondo posto. Cavallo che sicuramente dovrà migliorare a livello anche meccanico, però oggi finisce comunque molto forte. Vince bene ancora Gioiello DSE che ripete la recente prestazione vittoriosa. Manuel Pistone in sediolo per il training del fratello Giuseppe Pistone e della proprietà del signor Guido Gnoffo.